Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Continuiamo a parlare di dipendenze e scopriamo qual è il percorso soprattutto per uscirne insieme al dottor Michele Sforza, psichiatra e psicoanalista, direttore del Centro per lo Studio e per la Terapia delle Psicopatie presso la Casa di Cura Le Betulle. Ben ritrovato. Eccoci qua. Allora, noi ci siamo lasciati, abbiamo scoperto che cosa sono le dipendenze, è una vera e propria schiavitù da un qualcosa, da una sostanza, da un rapporto. Si può essere predisposti ad una dipendenza, per esempio come l'alcol, ma questo non vuol dire che poi ne andremo per forza incontro. Allora capite queste cose, capito anche che purtroppo quando abbiamo una dipendenza la nostra vita cambia radicalmente e certo non in meglio. Cerchiamo di capire che cosa fare quando ci accorgiamo che una dipendenza c'è. Allora, iniziamo prima di tutto a capire se c'è qualcosa che possiamo chiedere a noi stessi per capire se è un vizio molto pesante o invece ne siamo schiavi, per cui è una dipendenza. Sì, questo è il primo punto, proprio perché riconoscere che è un vizio significa pensare di potersi staccare dall'uso di una sostanza quando si vuole. Purtroppo questo a volte è così, ma a volte non lo è, perché quando la dipendenza si è già instaurata, una persona non è più in grado di staccarsi, rimane, come dicevamo prima, agganciato. Proprio... La domanda è: riesco a rinunciare per un giorno? Se la risposta è no, bisogna già avere un campanello d'allarme. Ecco, io credo che questo è un buon suggerimento che possiamo dare agli ascoltatori per cominciare a capire, perché io penso che una persona arrivata a un certo punto comincia a avere qualche dubbio, no? Di dire ma io bevo in modo normale o bevo in modo non normale, ecco, in modo patologico. Allora, per esempio, potrebbe fare un primo tentativo di dire beh, comincio a vedere se riesco a stare senza bere. Anche se non è il tentativo definitivo, nel senso che anche se può stare senza bere un giorno o 2 giorni, ecco, il rischio è che ricominci a assumere alcolici e quindi ricadere nella dipendenza. Però è già un piccolo dato. Io penso che anche soprattutto i familiari si chiederanno come si fa a capire, come faccio io stesso, ma come faccio a capire se un mio parente o un mio amico è affetto da dipendenza. Anche perché tantissime volte purtroppo chi ha una dipendenza tende a negare, per cui a non mostrarsi quando è nel pieno di quella fase di dipendenza, per esempio quando è assolutamente ubriaco, se stiamo parlando di alcolismo. Ecco, allora che cosa ci si deve chiedere? Come si fa a scoprire se c'è questa problematica? Guardi, partiamo proprio da questa sua affermazione che la negazione caratterizza le dipendenze. L'alcolismo è stata definita la malattia della negazione, perché è tipica la negazione, ma la persona non mente solo agli altri, gli altri poi si arrabbiano, familiari ma anche i medici nel pronto soccorso, eccetera, si arrabbiano moltissimo quando viene negata la cosa, anche quando è evidente. Però la persona spesso nega a se stesso, non ammette con se stesso, dice la bugia a se stesso. Ecco, non bisogna arrabbiarsi, ma guardare i fatti. I fatti significa vedere che la persona è alterata, perché non sempre, non necessariamente la persona ubriaca, cioè pesantemente alterata, ma può essere anche leggermente alterata costantemente, o in certi momenti della giornata, oppure nei momenti in cui non dovrebbe essere alterato. È tutto relativo. Perché bere, non so, dei drink seduti la sera davanti alla televisione è molto diverso che essere magari alla guida di un'auto o di un aereo. Ecco, no? È importante anche fare una grande distinzione tra abuso di alcol e dipendenza. Verissimo. Ecco, diciamolo proprio in termini comprensibili, in termini di bicchieri, di grammi, di che cosa si può fare. Allora, quante volte la bevuta anche tra amici, non è del tutto salutare, mai specifichiamo questa cosa, non fa bene mai eccedere neanche tra amici, ma quando è un vizio, un abuso semplice, oppure quando è una dipendenza? Beh, intanto l'abuso, non c'è un abuso in assoluto, perché ciò che può essere troppo per una persona può essere poco per un'altra, oppure per la stessa persona in un momento può essere troppo e in un momento può essere poco. Per esempio, prendiamo una donna in stato di gravidanza
è troppo anche anche il poco, certo, il pochissimo. Ecco, oppure una persona che sta facendo un lavoro pericoloso, non so, un dentista, un chirurgo che sta operando in quel momento, anche una piccola quantità di alcol può menomare i suoi riflessi e quindi dare delle conseguenze molto gravi. Quindi abuso bisogna sempre vederlo in modo relativo a una situazione, certo, relativa alle capacità di smaltimento e alla situazione in cui la persona si trova. Bisogna guardare il proprio corpo, quindi. Sì. Allora adesso ci rimangono veramente pochi minuti che vorrei usare per far capire alla gente che è possibile uscire da una dipendenza, ci si può curare, allora a chi ci si deve rivolgere e poi ne analizziamo rapidamente ma un'altra molto molto grave e molto diffusa. Allora come si fa ad uscire per esempio dall'alcolismo? Guardi, già il fatto di aver potuto godere della differenza, di essere passati dalla definizione di vizio a quella di malattia, ci ha aiutato moltissimo negli ultimi anni. Perché il vizio non si cura, il vizio si rimprovera, si condanna, la malattia si cura. E noi, per fortuna, e non solo per fortuna, per una serie anche di lavori, di studi, di esperienze cliniche, abbiamo una serie di capacità curative che un tempo non c'erano. Ecco. Allora, per mettere in atto queste capacità curative bisogna che la persona si rivolga a uno specialista, certo, magari passando prima di tutto dal medico di base. Anche i medici di base stanno facendo un loro percorso formativo, quindi riconoscono e diagnosticano molto meglio questa malattia e poi nel caso sia necessario riescono ad inviare i loro pazienti a degli specialisti proprio preparati alla dipendenza. E lì c'è una terapia, un procedimento di aiuto farmacologico ma anche di sostegno psicologico che è assolutamente fondamentale. Spieghiamo e specifichiamo ai nostri telespettatori che se ne può parlare se si avverte di avere un problema, non c'è vergogna, non è più colpa vostra se avete una dipendenza, è una malattia, per cui non bisogna vergognarsi, si parla con i propri familiari oppure ci si rivolge al medico, ma anche al pronto soccorso piuttosto se non si sa veramente da chi andare, ci può essere un invio da lì? Sì, il pronto soccorso è un po' sovraffollato forse negli ultimi anni. Allora andiamo dal nostro medico di base piuttosto e facciamo questa segnalazione. E poi il medico di base penserà all'invio presso l'ASL di competenza dove ci sono dei servizi specializzati in questo. Ecco, e lei ha ragione perché non bisogna vergognarsi, la vergogna è una delle cause che impedisce più di ogni altra alla gente di curarsi. Certo. Perché prima c'era l'idea di vizio, io sono un vizioso quindi non ho diritto alla cura, ho diritto alla punizione. E invece no, è qualcosa che è sfuggito al controllo e c'è bisogno di aiuto. Un'altra dipendenza, ahimè, veramente diffusissima che non si conosce abbastanza è quella dal gioco d'azzardo. Allora, lì si tende sempre a puntare il dito, sta sbagliando questa persona, si sta rovinando la vita perché non riesce a smettere, anche qui perché è una patologia, è una malattia, allora inquadriamola, addirittura ha un nome clinico anche, si chiama come? GAP? Sì, si chiama gioco d'azzardo o GAP, gioco d'azzardo patologico o problematico. Perché gli americani hanno cominciato a chiamarlo problematic gambling, ecco, o pathological gambling. Anche il gioco, che tutti quanti facciamo, perché noi tutti giochiamo, il gioco per noi è un comportamento vitale, anche i gattini, chi ha dei piccoli cuccioli in casa, gattini, cagnolini, vede come giocano. Ecco, il gioco è fondamentale per lo sviluppo della nostra personalità, delle nostre capacità, però il gioco, soprattutto il gioco d'azzardo, in alcune persone, sottolineo il fatto in alcune persone, non è più un'attività piacevole senza conseguenze, ma diventa un'attività con delle gravissime conseguenze. Queste cose difficilmente a volte uno può capirle, perché dice, vabbè, l'alcol fa male al fegato, dai tumori, dalle cose, ma il gioco che cosa può dare? Può distruggere delle famiglie, per esempio, per iniziare. Esattamente. I danni sono veramente tanti, anche perché poi il gioco d'azzardo è un qualche cosa che va a fasi, ci sono cicli e si va incontro sempre a rischiare sempre di più, a mettersi in gioco sempre di più e per cui a perdere sempre somme più grandi. Allora, come si fa anche in questo caso ad intervenire di nuovo? A chi ci si rivolge? Si può andare dal medico e dire io sto giocando troppo, ho perso tutto, si può? Si può, si deve. Io credo che tutte queste nuove patologie, perché possiamo dire che sono le nuove dipendenze, quindi nuove patologie
adesso è in arrivo, stiamo già cominciando a studiare e a curare la patologia della dipendenza da internet, l'Internet Addiction Disorder. Ecco, sono nuove patologie che cominciano a devastare la nostra... Ecco. Seguite, certo. Allora il medico è già in grado di fare queste diagnosi e poi di inviare nei centri che stanno nascendo sempre più numerosi presso molte ASL del nostro paese. Allora io la ringrazio infinitamente, dottor Sforza, ci ha iniziato a chiarire le idee, ma la rinviterò per spiegarci ancora meglio, per parlarci del percorso terapeutico. Intanto, se volete informarvi, vi do un sito www.ceste.it, l'avete visto in sovraimpressione, ma ci sono anche moltissime pubblicazioni anche direttamente del dottor Sforza che potete trovare, così vi continuerete a documentare. Adesso un pochino di pubblicità e poi ritorniamo qui a 7 Sera, però parliamo di passioni veramente positivissime, andiamo al cinema, vediamo un sacco di film a tra poco.